È ancora ricoverata all'ospedale Cafoncello la settantenne trevigiana che sabato notte ha rischiato di morire nell'incendio che ha devastato il suo appartamento in viale Vittorio Veneto. Il rogo è scoppiato all'improvviso poco dopo le 22:30, quando la città era spazzata da un violento temporale e sarebbe stata proprio una saetta entrata dalla finestra della camera da letto ad innescare il rogo. La donna, che si trovava in cucina, ha raccontato di aver sentito un boato, poi in pochi istanti le fiamme dal letto si sono propagate agli arredi e la casa è stata invasa da un denso fumo nero che ha reso l'aria irrespirabile. E abbiamo sentito al pianerottolo la signora che gridava: aiuto, aiuto, il fuoco, le fiamme, brucia tutto. Sono uscito, ho detto: signora, che è successo? Dice: guardi che va a fuoco tutto, va a fuoco tutto. E poi veniva anche quel temporale tremendo là. La signora si è rifugiata dai vicini di casa che hanno chiamato i vigili del fuoco, nel frattempo già allertati da un automobilista di passaggio che aveva notato le fiamme ed udito le grida della donna. Subito sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato fin quasi all'alba per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'edificio. Nella casa infatti c'erano delle bombole di ossigeno utilizzate per motivi di salute dalla proprietaria. Io ero abbastanza preoccupato perché c'erano le bombole, dico qua queste bombole non si sa se esplodono, che succede a tutto il palazzo qua, esplode tutto il palazzo. L'appartamento ora è inagibile ed i danni sono ingenti, ma fortunatamente la proprietaria è riuscita a mettersi in salvo prima che fosse troppo tardi. E quello di Viale Vittorio Veneto non è stato l'unico intervento nella notte per i vigili del fuoco impegnati in tutta la Marca, da Castelfranco a Montebelluna a Ponzano, per rimuovere alberi e rami caduti in seguito al temporale. Un altro incendio, provocato sempre da un fulmine, ha distrutto il tetto di un'abitazione a Godega di Sant'Urbano.